un bilancio che parla di sanità e sociale e mi spiace che la CGIL non abbia letto adeguatamente quelle che sono le iniziative raccolte in questo bilancio, che investirà gran parte delle sue risorse proprio in questo. Vorrei dire che forse la CGIL dovrebbe capire che dal punto di vista delle risorse legate ovviamente a questi aspetti riguardano anche tanti lavoratori. I lavoratori oggi hanno a che fare con i carichi assistenziali, un genitore in RSA, asili nido, quindi per poter promuovere anche ovviamente l'infanzia, e questo è assolutamente fondamentale per offrire ai lavoratori dei servizi. Sociale è una parola che riguarda a 360 gradi l'essere umano, quindi anche i servizi per la prima infanzia, anche i carichi assistenziali, che oggi sono la principale necessità di un dipendente. Il governatore Stefani risponde così alle accuse della CGIL, che ha definito il bilancio regionale poco coraggioso, e con lui anche consiglieri e assessori della maggioranza replicano. È una maratona dove si cerca il prima possibile di arrivare alla conclusione, perché prima abbiamo sicurezza e disponibilità di risorse, prima possiamo anche agire. È chiaro che il bilancio è la traduzione operativa di quella che vuole essere la nostra visione che diamo al Veneto. È anche chiaro, occorre dirlo con chiarezza appunto, che si tratta di un bilancio di transizione, non si può promettere all'universo mondo, quindi si è cercato evidentemente di dare spazio, al di là delle partite obbligatorie, anche a quelli che erano temi importanti come l'attenzione alle marginalità o a tutte quelle aree più fragili, o al fatto di non voler mettere mano nelle tasche dei veneti. Evidentemente prossimamente potremo fare delle scelte più importanti. È chiaro che adesso l'urgenza era uscire dall'esercizio provvisorio. Per il Partito Democratico invece le azioni da mettere in campo sarebbero decisamente diverse. Uniamoci al Friuli, l'autonomia, facciamo le commissioni congiunte, ma di cosa stiamo parlando? Qua abbiamo gente che se non ha i soldi non si cura. Siamo l'unica regione d'Italia che non mette soldi sul trasporto pubblico locale. Abbiamo una carenza infrastrutturale di primo livello, perché non c'è solo pedemontane, esiste anche un mondo infrastrutturale abbandonato. In un momento dove c'è il caro energia e il caro gasolio che ne fa in qualche modo da sgambetto finale, questi ci vengono a fare un bilancio ordinario, come se fossero chiusi in una bolla che non si accorgono di cosa succede intorno, e dopo, anziché parlare dei temi importanti, ci vengono a parlare dei macro accorpamenti e dell'ahimè, perché non abbiamo l'autonomia.